Sardinia Film Festival, la 12ª edizione. Quest'anno la novità principale è la sede. Saremo ospiti appunto di Alghero, bellissima città catalana, turistica e appunto negli spazi dello Quartet, sede ideale per la realizzazione di un premio cinematografico come quello che organizziamo noi. La città catalana ovviamente per noi è un piacere, anche perché con tanti turisti il nostro è un premio internazionale, quindi i corti sono in tutte le lingue, poi sono sottotitolati in italiano e in inglese, quindi insomma i turisti sapranno e potranno apprezzare appunto i cortometraggi nel migliore dei modi. Altra novità importante quest'anno sono le masterclass che abbiamo realizzato in collaborazione appunto con la Fondazione Meta, con il Comune di Alghero e con la Fondazione Sardegna Film Commission. Avremo 3 eccezionali ospiti come Gianluca Arcopinto, che è un produttore, Giuseppe Lanci, che è un direttore della fotografia, e il maestro ungherese Belatar, che terranno 3 appunto masterclass sulla produzione, sulla fotografia e sulla regia cinematografica. Quindi insomma gli eventi, ci saranno tanti eventi di musica, di poesia, con collaborazioni con il Museo del Vino e con Pop Ottobre in Poesia. Daremo quindi una visione di cinema mista con la poesia e con la musica, che è quello che a noi piace insomma portare avanti come progetto culturale.